Per fortuna sono passate anche le feste pasquali, lo dico a livello personale perché il mio dietista, nonché il mio personal trainer mi hanno detto che insomma è ora di finirla, o meglio è ora di iniziare, non ho capito bene che cosa, io volevo invertire le parti, cioè iniziare a mangiare e finirla della dieta, invece in realtà è il contrario. Da noi la tradizione pasquale, oltre che religione, vuol dire anche e soprattutto gastronomia, ce ne siamo un po' accorti tutti e poi non mettiamo limiti e adesso andiamo avanti perché da sempre il mese di aprile è considerato forse uno dei più belli in assoluto, il risveglio totale della natura, inizia il primo caldo, il sole già che si fa sentire e noi qui in Sicilia, fortunati almeno in questo, possiamo goderlo in anteprima su tutti. La puntata è la numero 24 di Target, che anche per questa settimana vi darà la possibilità di conoscere delle belle persone o degli argomenti sicuramente interessanti, naturalmente in quello che è il variopinto panorama della società agrigentina e non solo, che ormai da un decennio vi offre Target. Voi ci vedete sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, grazie allo streaming sul nostro sito www.televideoagrigento.tv possiamo irradiare il nostro segnale in tutto il mondo e insomma abbiamo sicuramente diversi contatti con il famoso Google Analytics che ci dice da dove le persone ci seguono e ci vedono. Questo ci fa naturalmente immenso piacere, noi siamo qui proprio per offrirvi questo e per amplificare, come dicevo, delle belle realtà che grazie allo strumento televisivo si fanno conoscere a più persone. Bene, dopo questa dovuta introduzione passiamo subito allora a presentarvi gli ospiti della puntata di questa sera. Come al solito partiamo dalla mia sinistra, è l'indicazione che do al cameraman. Lui è Alfonso Buscemi, è il segretario regionale della CGIL Funzione Pubblica, che adesso si chiama Servizi Centrali o rimane sempre Funzione Pubblica? Funzione Pubblica. Funzione Pubblica. Poi Giuseppe Grimaldi, lui è il vicepresidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Agrigento. Continuiamo con una presenza ormai fissa, diciamo, no? Il tagliando di abbonamenti, grazie della presenza Enzo Carruba, lui è l'assessore del comune di Joppolo Giangaxio. Proseguiamo con Alessandro Vita, lui fa parte del gruppo AT+, ovvero Alcol Test Positivo, lui è il cantante del gruppo. E a proposito di cantanti, una bella realtà ritorna qui a Target, insomma, con un paniere colmo di cose belle, naturalmente di soddisfazioni, Ilenia Cervello. Salve a tutti. Allora, Assessore Carruba, dicevo un gradito ritorno, quella sedia insomma ci porta bene e ti ringraziamo per scegliere sempre TVA per presentare le iniziative, le grandi iniziative che il comune di Joppolo Giangaxio ogni anno promuove. Tra queste credo che un fiore all'occhiello sia proprio la marcia per ricordare e dire no alla mafia. Sì. Intanto grazie per la vostra disponibilità, perché ogni luogo dove si favorisce la promozione e l'attenzione verso alle cose migliori del territorio sicuramente è la sede giusta per la nostra amministrazione. E promuovere oggi per la quarta edizione della marcia per ricordare le vittime innocenti di mafia, per dire no alla mafia, per noi è sempre un motivo di grande orgoglio, sia perché è una manifestazione che va oltre, diciamo, a quelle classiche che il Comune di Joppolo promuove già da diversi anni nel periodo estivo. Si è voluto ancora una volta assumere il grande impegno di promuovere un evento che coinvolge il mondo della scuola in particolare, per dare il giusto merito a quanti hanno dato il loro contributo a che la democrazia fosse salva, considerato che la mafia purtroppo è una realtà che ha anche molto condizionato e condiziona lo sviluppo del nostro territorio. Parleremo e approfondiremo quali sono le tematiche che quest'anno avete messo in campo, ricordiamo il 6 di aprile. E dato che parliamo di questa manifestazione, voglio presentarvi anche Alessandro Vita, il suo gruppo AT+,
ATPU è il contesto ha positivo. aderito subito all'iniziativa del Comune di Joppolo. Direi di sì. Innanzitutto devo dire che è motivo d'orgoglio per me e per tutto il gruppo IATPU partecipare a questa manifestazione, soprattutto perché il nostro ultimo pezzo si intitola proprio Mafia, quindi è inerente alla manifestazione, dove insomma lo portiamo per la prima volta anche al pubblico, lo facciamo ascoltare al pubblico. Forse non è facile, non è semplice affrontare questi temi con una canzone, insomma. Non è facile, noi ci abbiamo provato, ma del resto per noi è importante portare avanti questi temi sociali. Infatti dal testo si evince che la mafia non è solo quel fatto eclatante della bomba che scoppia o il boss arrestato, ma bisogna vedere anche nella mente e nei modi di fare di chi la pensa. E Bene, poi mi racconterai anche il perché del titolo del gruppo si chiama così. Beh, sì, certo. Anche perché non vorrei che ogni volta che vi ferma la polizia vi fa l'alcol test. Ci dirai com'è venuta questa idea. Alfonso Buscemi, CGIL, sindacato, è ancora il primo sindacato d'Italia la CGIL? Sì, abbiamo circa 6 milioni di iscritti, siamo presenti anche tra gli attivi, oltre che il primo sindacato dei pensionati. Diciamo che questa brutta crisi di questi ultimi 10 anni sta creando grossi problemi perché c'è sempre più bisogno di sindacato, c'è sempre più bisogno di persone sui luoghi di lavoro, perché c'è sempre la tendenza a fare pagare la crisi ai più deboli, quindi ai lavoratori, perché c'è la tendenza a risparmiare per esempio sui costi per quanto riguarda la sicurezza e spesso paghiamo le vittime di questo tentativo di risparmiare. E credo che gli infortuni sul lavoro insomma siano ci sono troppi, che fosse solo una. Non è possibile, non è tollerabile morire di lavoro. In un contesto misero, qual è ormai il nostro paese, dove grandi gruppi industriali sono scappati via, sono stati venduti all'estero e quindi la CGIL è in campo proprio perché ha l'esigenza di mettersi a disposizione certamente di quelle imprese sane, e sono la stragrande maggioranza, ma soprattutto di quei lavoratori che prestano la propria opera, che con il proprio lavoro vivono e soddisfano le esigenze della propria famiglia. C'è voglia di sindacato. La Sicilia è in trend con l'Italia? O siamo sempre fanalino di coda? Noi diciamo che in Sicilia naturalmente paghiamo lo scotto di una grande disoccupazione, quindi meno forza lavoro, meno lavoratori iscritti al sindacato. Questo è un problema che di riflesso noi viviamo. Dopodiché certamente tra gli addetti, dentro il mondo degli addetti, noi siamo ben visibilmente presenti. Bene, e adesso conosciamo ancora Giuseppe Grimaldi, Ordine degli Architetti di Agrigento, vicepresidente. Dell'Ordine. Ti ruba spazio al lavoro? Sì, diciamo di sì, perché... Però l'hai fatto. Sì, lo facciamo, infatti una cosa che poi la domanda successiva potrebbe essere, ma allora perché l'hai voluto fare? No, in realtà è una passione che accomuna me, come insomma altri colleghi, che da sempre abbiamo vissuto anche senza cariche elettive, la vicinanza all'ordine. Ma l'ordine è una specie di sindacato, no? L'ordine non è un sindacato, l'ordine è un ente pubblico non economico di emanazione del Ministero di Grazia e Giustizia, quindi è un tribunale di secondo grado che controlla le attività, gestisce l'albo degli iscritti, controlla che la deontologia venga rispettata e che appunto si lavori per evitare, anzi per aiutare a diminuire anche il numero delle morti, degli incidenti sul lavoro. Noi in questo momento abbiamo in tutta la provincia organizzato diversi incontri di aggiornamento sulla sicurezza nei cantieri, proprio perché è un argomento... E poi dal punto di vista giornalistico, no, certe volte mi occupo anche di gare di appalto, nel senso che diamo la comunicazione, quando c'è la cifra che va all'asta c'è escluso gli oneri di sicurezza che non vanno a ribasso. Non possono andare a ribasso quegli oneri. È più pubblico o più privato negli architetti? Decisamente più privato, perché sul pubblico, nonostante l'ottimo lavoro del nostro vicepresidente nazionale Rino Lamendola, che si occupa proprio dei lavori pubblici,
stiamo cominciando a migliorare un po' questo aspetto per l'apertura del libero mercato, perché si parla di libero mercato, però l'accesso ai lavori pubblici è davvero ridotto. Per esempio i nuovi iscritti, ad esempio poi, di posti e concorsi nella funzione pubblica, insomma, negli enti pubblici non se ne parla proprio. Diciamo che non è quello l'aspirazione, però è chiaro che in una terra martoriata come la nostra bisogna anche provare a tra virgolette trovare il posto fisso, perché certo, ancora ci prova, insomma. E poi voi non lo so se voi siete un po' più agevolati, nel senso che anche da dipendenti potete fare qualcosa da privati pure. Ipoteticamente no, non si potrebbe fare. Il medico sì, invece. Bisogna chiedere una speciale dispensa Ma l'importante è che ci sia, dai, l'importante è che abbiamo il lavoro. Sì, quello sì. Lo difende il sindacato. Conosciamo adesso Ilenia Cervello, conosciamo nel senso che l'abbiamo già avuta altre volte ospite e come dicevo nell'annunciarla porta un paniere carico di soddisfazioni. Sì, Ilenia. Esattamente. Salve a tutti, non è la prima volta che mi trovo in questa splendida trasmissione televisiva, infatti ringrazio te, ringrazio anche la mia insegnante Iaminio che mi ha dato l'opportunità anche questa volta di aiutarmi a farmi conoscere. Le ultime esperienze che porto con me oggi sono quelle splendide di Sanremo, infatti ho iniziato a partecipare al concorso di Area Sanremo Tour proprio quest'anno. Sì. Allora, non vogliamo dire che lei ha cantato al Sanremo, nel senso lì no, all'Ariston per il Festival della Canzone Italiana. A Sanremo ci sono tantissime manifestazioni collaterali per aiutare proprio i giovani emergenti a farsi conoscere. Esatto, no? Ma questo era proprio un concorso che aiutava i ragazzi a farsi conoscere, soprattutto sono delle selezioni che portano 2 dei 2200 ragazzi che provano a partecipare sul palco dell'Ariston, quindi eravamo 2200, ho iniziato le fasi regionali in Sicilia e subito dopo mi sono ritrovata tra i 145 finalisti nazionali con il mio inedito che si intitola La mia stanza. Ne parliamo dopo. Sì. Innanzitutto ti facciamo subito i complimenti perché insomma piano piano i passi si fanno uno alla volta. Ritorniamo a Joppolo, allora, dicevamo, la manifestazione del 6 aprile in marcia per ricordare. Che cosa avete programmato, Assessore? Il cliché della manifestazione, bene o male, si ripete, cioè con la grande disponibilità degli istituti scolastici, abbiamo un'adesione di 13 istituti, vengono da Palma, Licata, Favara, Bivona, Sciacca, Agrigento ovviamente, Raffadali, e ci ritroveremo nella piazza centrale del comune di Raffadali e da lì si snoderà una marcia verso Joppolo, una marcia di circa 3,5 km. Durante questa marcia i ragazzi ascolteranno l'elenco delle vittime innocenti di mafia. A loro verrà assegnato un segnanome, verrà affidato, in questo segnanome verrà indicato un nome di vittima ed è l'impegno ai ragazzi che durante l'anno devono imparare a conoscere questa persona, la sua storia, il perché della sua morte e quindi l'impegno a imitarne, apprezzarne i valori. Giunti in piazza abbiamo un momento cerimonioso di ricordo delle vittime assieme a tutte le autorità civili e militari, sarà presente il prefetto, il rappresentante del governo regionale, il provveditore degli studi. Devo dire che c'è un grande riconoscimento in questo senso da parte dell'istituzione a essere presenti e si concluderà con il silenzio, ecco, tipico del ricordo dei caduti, no? Io prima di andare in onda avevo visto in regia, non so se sbaglio, non voglio mettere in difficoltà il promo, se ce lo vogliamo subito vedere, lo mandiamo in onda? Così già. Insomma, sì, grazie, c'è il promo, eccolo. Il sindaco e l'amministrazione comunale di Joppolo Giancazio vi invitano a partecipare il 6 aprile alla marcia per ricordare, per dire no alle mafie. Il 6 aprile, in marcia a Joppolo Giancazio, per ricordare le vittime innocenti delle mafie.
Come dicevi, Assessore, una grande partecipazione di persone, di giovani. Una grande partecipazione, ma soprattutto anche un pubblico molto attento ad ascoltare gli ospiti che per la circostanza vengono invitati. Negli anni abbiamo avuto diversi ospiti, tra cui anche Nello Musumeci come Presidente della Commissione Antimafia, il Monsignor Staglianò, il Vescovo di Noto, che ama parlare con i ragazzi suonando le canzoni di Menconi, diciamo a tema delle musiche di Sanremo, no? Abbiamo avuto Antonio Presti, il fondatore della Fiumara d'Arte di Val di Tusa, perché il desiderio della manifestazione è quello di comunicare la bellezza della vita. Ecco, il rovescio della mafia è la vita, quindi alla cultura di chi estorce il denaro perché non vuole lavorare, noi proponiamo lo sviluppo del territorio. Quest'anno in particolare, il 6 aprile, inauguriamo il Parco Natura, una struttura comunale realizzata 20 anni fa, mai aperta al pubblico. Oggi la inauguriamo, c'è una cooperativa che ne ha preso la gestione. Ne abbiamo parlato qui. La inauguriamo, la titoleremo a Pippo Fava, quindi Parco Natura 100 Passi Pippo Fava. Saranno realizzati nei sentieri 100 passi, ogni orma vorrà nel tempo arricchirsi di un nome della vittima, proprio perché chi va anche ad apprezzare la bellezza, i giochi, a stare lì in famiglia, possa anche ricordare queste persone che ci permettono oggi di essere democraticamente persone libere. Vittime di mafia anche nel sindacato, Alfonso Buscemi. Beh, subito dopo la guerra purtroppo i morti si contavano tutti i giorni di sindacalisti ammazzati dalla mafia, proprio perché in prima fila a denunciare le malefatte dei mafiosi e a sostegno di quei contadini che cercavano di conquistare la libertà in tutti i sensi, perché finita la mafia poi si era schiavi, finita la guerra si era schiavi della mafia. Vede, io a proposito dell'iniziativa di Joppolo riflettevo sulle parole dell'assessore. Un mese oggi, il 4 marzo, abbiamo votato in Italia per le elezioni politiche. Non ricordo partiti politici che hanno sollevato il tema della lotta alla mafia, come se, ritornando indietro di 50 anni fa, si diceva la mafia non c'è più, salvo poi scoprire tutti i giorni grandi per numero di arrestati per infiltrazioni mafiose o per i commercianti che ancora subiscono la il guardia pizzo. deve essere tenuta sempre alta. E io dico che queste iniziative bisogna parlarne perché c'è il problema, non per vivere con nostalgia di qualcosa che è stato. Noi non ricordiamo, come spesso succede, ricordiamo in questi giorni il maresciallo Guazzelli, poi a maggio ricordiamo Capaci, ricordiamo Borsellino e tutto il resto. Noi oggi viviamo tutti i giorni arresti eccellenti, in particolare nell'intreccio politico-mafioso dentro la pubblica amministrazione, di quello che è oggi la mafia. E allora sentire questo grido, questa voglia di libertà in un piccolo paese come Joppolo, permettetemi di dire che questa amministrazione deve avere il grande supporto di tutti. Io conosco Portella, il sindaco di Joppolo, il quale alcuni mesi fa mi diceva, a proposito abbiamo condiviso 40 anni di storia politica con Beppe Portella, siamo amici, e mi diceva: guarda, ho difficoltà ad amministrare, c'è poco da amministrare, perché specialmente nei piccoli comuni dove non ci sono entrate derivate, noi abbiamo quei pochi soldi che scaturiscono dai trasferimenti nazionali e regionali, abbiamo drammi tutti i giorni, dal precariato alla disoccupazione in genere, è un problema. Beh, non puoi buttare la spugna, gli disse. Se quei pochi che ancora avete quei valori sociali e antimafiosi buttate la spugna, davvero noi diamo il paese in mano al qualunquismo? Allora queste iniziative ben vengano, queste iniziative nei termini di come si mettono in campo, cioè i giovani, i ragazzi devono sapere cos'è la mafia,
cosa è stato e quali danni ha prodotto di sottosviluppo e quali drammi continua a produrre tutti i giorni, anche in prospettiva, perché c'è anche la paura di fare investimenti in questo territorio, perché ti devi confrontare con il terrore che qualcuno ti viene a chiedere il pizzo e quindi ci sono problemi. E allora un grazie a questa amministrazione, con l'appello a tutti i cittadini, tutti, nessuno escluso, tranne i mafiosi, restano a casa, ma tutti diamo il contributo per continuare a denunciare, a supportare queste iniziative, perché finalmente si possa dire mai più vittime di mafia. Bene, grazie Buscelli. E appunto che chi come il gruppo AT+, ha detto sì, lancia il suo messaggio con la canzone proprio che ripudia la mafia. Ne vogliamo ancora parlare, Giuseppe? Sì, pensavamo fosse il testo, la musica, insomma, come è stata strutturata. Sì, partiamo dalla cosa primaria che Alessandro, scusa. Alessandro, sì. Noi siamo, dicevo poc'anzi, sensibili a molti temi sociali, insomma, ma sicuramente come siciliani, anzi, scusate il termine, come proprietà propria la Sicilia, non dei mafiosi, quindi nostra, abbiamo tenuto in considerazione il fatto di scrivere un pezzo così importante. Lì proprio rientriamo in una cosa difficile magari da capire, proprio, dicevo, il fatto di dire la mafia è questo, è quello, che l'altro. Secondo me dobbiamo prima cambiare i modi di fare, la mente nostra. Nel senso che una cosa per me il nostro comportamento, sì, il nostro comportamento, anche nelle piccole cose, la prima cosa nel rispettare le regole più elementari della la prima cosa che crea secondo me vincente la mafia è proprio l'omertà. Cioè, essere omertosi già è una cosa che fa vincere la mafia, invece dobbiamo avere il coraggio di parlare e di dire le cose, però questo coraggio sicuramente non ce l'abbiamo singolarmente, non viene sicuramente da ognuno di noi, nessuno nasce eroe, mentre l'unione fa la forza, quindi queste manifestazioni che ci uniscono proprio per parlare di mafia secondo me sono realmente molto importanti. Ma mi dice perché allora di questo alcol test positivo? Che alcol test positivo. Ti ha fermato il carabiniere? Ti ha fatto fare effettivamente il gruppo nasce in un periodo in cui le macchinette erano ovunque della polizia. No? In realtà noi siamo una band di 7 elementi, ognuno dei quali è un ragazzo di 40 anni e oltre, quindi siamo tutti molto grandi, che abbiamo fatto molte cover, quindi molti gruppi abbiamo avuto. Il gruppo nasce con l'esigenza di scrivere cose nostre e il primo pezzo che abbiamo scritto è stato questo pezzo simpatico, si chiama Alcol Test Positivo, dove noi vogliamo mettere in evidenza che sì, bevete, divertitevi, ma non fatelo quando siete in guida, cioè su una macchina. Nasce sempre con un argomento simpatico, una cosa. Del resto poi alla fine molti ragazzi ascoltano musica, però è bello anche mettere il tema sociale pur nel divertimento, nell'ilarità, e quindi dire sempre la propria. Ecco. Abbiamo avuto anche esempio a Sanremo, no? Non mi sì, un pezzo che ha vinto Sanremo. L'azione dei terroristi e tutto quello che... Bene, magari ci ha fatto avere un po' voglia di sentirvi, magari la prossima volta allora vi invitiamo, vieni preparato Alessandro. Molto volentieri, abbiamo parecchi video che... Chi vuole può andare su YouTube, basta cercare Alcol Test. No, ma voi vi vogliamo qui direttamente in studio. Molto volentieri. Ritorniamo agli architetti, ci sarà un convegno proprio a giorni per ricordare 50 anni di Belice, che sembra non siano ancora terminati questi 50 anni, architetto. No, non sono terminati, a 50 anni ancora parlare di proposte degli architetti sembrerebbe dove siete stati in tutti questi anni? In realtà ci interroghiamo insieme ai costruttori, insieme all'università, insieme a gran parte del Consiglio Nazionale degli Architetti. Sarà presente per la seconda volta in provincia l'attuale presidente nazionale degli architetti, che non è una cosa banalissima perché è una persona iper impegnata non solo in Italia ma anche all'estero.
sarà presente ovviamente il nostro vicepresidente nazionale. Poi gli architetti come cuochi sono diventati dei VIP, dei personaggi televisivi, bontà più estrosi sono, bontà loro, a quanto pare sono davvero bravi. E ci interroghiamo su quello che è avvenuto in questi 50 anni, sulla ricostruzione. Noi, il nuovo Consiglio si è insediato a luglio dell'anno scorso, abbiamo immediatamente costituito una commissione sulla ricostruzione, proprio perché a 50 anni dal sisma è arrivato il momento di vedere gli effetti di questa pianificazione, se ci sono stati, quali sono stati, se si può migliorare, certamente sì. E finalmente in televisione, nella RAI nazionale, ho sentito dire Belice. Belice, sì. Perché loro avevano storpiato il nome in Belice, ma in realtà è Belice. Anche per noi è stato un po', però adesso lo pronunziamo bene. Ci tengo a sottolineare il fatto che sarà presente il direttore del Cresme, Bellicini, che è una figura davvero importante, insomma famosa, perché per chi vede televisione lo vede spesso nei vari talk show, perché i dati portati dal Cresme danno uno specchio di come si muove la società, di come si muove l'economia, di come si muovono i flussi migratori, e lui farà in maniera davvero cruda, ci darà dei numeri che ci faranno capire in questi 50 anni cosa è successo nel Belice. È vero che non ci voleva lui per farcelo capire, però, perché lo sappiamo quello che è avvenuto nel Belice, insomma la gente non si riconosce più con i luoghi della ricostruzione, e questo è una conseguenza della mancata pianificazione partecipata. Oggi ci potrà essere in giro per l'Italia un altro Belice, mi riferisco, non lo so, a quello che è successo nel centro Italia. L'altro giorno hanno fatto in televisione proprio, hanno fatto vedere le case che non sono arrivate, una che non ha avuto la casa, se l'è presa lei e l'hanno denunciata per occupazione abusiva, insomma una cosa. Ma questo purtroppo dipende dalla politica, dipende anche da noi architetti, da chi mette mani e chi prende la penna e scrive, perché è evidente che c'è un mancato riconoscimento da parte degli abitanti, che non si riconoscono più nei luoghi dove dovrebbero andare a vivere. Si vuole ricostruire, diciamo. Gli interventi fatti, sicuramente avete visto Gibellina, ci sono tutte queste opere d'arte, però col territorio hanno poco a che fare, con la rigenerazione hanno poco a che fare, i cittadini non si riconoscono in questo. Ma forse perché è più facile fare nuovo che restaurare e rimettere sul vecchio? Su questo siamo d'accordo, ci sono dei pezzi di territorio che purtroppo per geologia non si possono più riutilizzare, però ricreare vicoli e cortili ha un senso. Cioè, se voi pensate alla piazza di Gibellina, che è più grande di un campo di calcio, io immagino non è quello. Io immagino il contadino il che paesino siciliano finiva di lavorare e si entrava a incontrare con gli amici. Lì appena arriva è come la particella di sodio che cerca gli altri partecipanti in un contesto di 5.000 metri quadrati, dove forse vede uno a distanza col binocolo. E quindi è evidente che noi architetti abbiamo sbagliato, ma ha sbagliato anche la politica, che non ci ha dato le indicazioni magari che servivano. Una nota di costume, architetto, ingegnere ancora no, vabbè, prendete? No, assolutamente no, tranne quando facciamo Inter-Juventus, tranne quando facciamo i tornei di calcio, ecco. Lì allora quando fanno le barzellette. poi ci abbracciamo dopo, però. Sì, durante le partite no. Quindi simbiosi, non Sì, sicuramente scontro. sì. E una battuta anche ad Alfonso Buscemi: ma questi 80 euro in busta paga per i ministeriali troppo poco sono, dopo tanti anni che aspettavamo. Direttore, intanto precisiamo che se le sembrano poco 80, precisiamo che sono 85. Media. Dopodiché cito come elemento fondante rispetto al valore di questo importo la Corte dei Conti, con un giudizio che esce ieri. La Corte dei Conti è tenuta a dare un giudizio di merito se ci sono i soldi o no nelle funzioni centrali, dice: i soldi ci sono, firmo, ok, andate avanti. Poi la Corte dei Conti aggiunge però: questi soldi, che sono calcolati mediamente del 3,48 sulla massa salariale degli stipendi, sono troppi, dice la Corte dei Conti. Sono troppi perché rispetto all'inflazione o al sistema di misurazione dei possibili aumenti che è l'ippica, dovrebbero essere molti di meno. Quindi ci accusano che abbiamo fatto un aumento con troppi soldi. Poi aggiungono ancora: non ne paghi. Non solo sono troppi,
il 3,48%, ma li avete dati anche direttamente in busta paga, invece dovevano andare come salario accessorio ai più bravi. Quindi quello che per il lavoratore certamente non è il massimo che avrebbe Da quando voluto. mancava questo contratto? Noi abbiamo risposto che questo contratto, grazie al governo di cui Brunetta rappresentava come il Ministero della Pubblica Istruzione, è fermo da 10 anni, con ecco, tutti quelli che lo hanno seguito. 10 anni. 10 anni, ecco. Quindi noi abbiamo detto: andate a risarcire i lavoratori pubblici per il mancato riconoscimento degli ultimi 10 anni e poi ne discutiamo. Non solo. Perché quello che naturalmente il lavoratore che ha uno stipendio medio tale, diceva l'architetto bene prima, per la crisi che c'è in giro un posto sicuro è sempre bene cercarlo. Ma io mi chiedo e chiedo, ma perché un ingegnere, un avvocato, un architetto, per la grande professionalità che ha, per il grande investimento che un'intera famiglia fa, perché Certo, l'investimento non lo fa solo l'architetto, Certo. lui ci mette di suo che studia, ma è la famiglia, specie dalle nostre parti, a fare sacrifici per 20 anni per fargli creare la condizione di essere architetto. Ma per quale motivo si deve accontentare di uno stipendio, sa di quanto? Di 1.300, 1.400 euro se gli va bene, quando invece questa è una professione che va pagato per centinaia di migliaia di euro. Allora, se questi architetti, ingegneri, avvocati, liberi professionisti si accontentano di uno stipendio che uno scaricatore di porto lo fa in 15 giorni, c'è qualche motivo. E allora ritorniamo a dire che, oltre al dato economico, questo contratto che noi con grande scommessa abbiamo voluto non si è fermato solo alle risorse economiche. Noi ci siamo messi in campo e ci abbiamo creduto perché portiamo a casa un principio nel quale nessuno può fare finta di niente, cioè il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuto il contratto. E dentro il contratto abbiamo fatto un'altra grande scommessa, che oltre ai soldi ci devono riconoscere la dignità dei lavoratori. Allora noi abbiamo portato a casa per esempio il riconoscimento che se ci sono delle malattie invalidanti, quel periodo tu lo porti fuori dallo scorporo, dal computo dei 18 mesi degli ultimi 3 anni. Se io ho un tumore, tu non mi puoi riconoscere solo il periodo in cui io sto in ospedale, perché quando vado a fare la chemio e devo fare la chemio, come faccio io a campare? Allora questo periodo è fuori. Se io devo fare una visita specialistica, tu non mi puoi considerare malattia. Tu mi consideri la visita specialistica per quel periodo e quindi va scorporato. Ecco, un'altra, a proposito di cose nobili, noi dobbiamo lavorare anche sulla solidarietà in una società ormai egoistica, dove il bisogno, la miseria, la fame ci ha portato a essere egoisti. Sa una cosa bella di cui io mi vanto qual è? La possibilità di concedere al mio vicino di banco la possibilità di dargli un giorno di ferie delle mie che possibilmente non ne ho bisogno. Lo utilizzerei per andare al mare. Se invece il mio amico, il mio collega, il mio vicino ha un problema in famiglia, io sono orgoglioso di potergli dire: senti, ti do un mio giorno di ferie, goditelo con il tuo figlio. Mi bastano le 85 euro allora, grazie. Bene, ci spostiamo dall'altra parte dello studio, avevamo già parlato con Ilenia Cervello di questa cosa un po' nuova che è stata fatta a Sanremo Tour, ovvero la possibilità di mettere in rete e quindi di essere in gara con un videoclip. Com'è nata, Ilenia? Sì, tutto è nato sempre da queste famose selezioni già dalla fase regionale, quella siciliana. E poi il coordinatore della Sicilia, Giuseppe Sturiano, un giorno mi ha chiamata e mi ha detto che c'era la possibilità appunto di creare un videoclip, anche soltanto in maniera amatoriale con il telefonino, con cui poter vincere, quindi o comunque provare a farsi notare tramite web, tramite internet, e attraverso cui tramite un televoto il pubblico poteva votare, quindi è come se avessi partecipato ad una sorta di area Sanremo web.
dove tramite il mio videoclip la gente mi ha il giudice votata. era chi lo vedeva allora, chi lo vedeva Sì, e il lo pubblico, cliccava. quindi chiunque poteva vedere il mio videoclip e digitando il mio codice poteva votarmi, quindi nel giro Questo di soli... videoclip dove è arrivato? Questo videoclip ha avuto circa 30.000 visualizzazioni nel giro di pochissimi giorni e per me è stata una E soddisfazione nella immensa. graduatoria finale? Nella graduatoria finale è arrivato primo, Oh, infatti sono davvero fiera di aver bravo. vinto questo concorso, anche perché comunque è la prima volta, come dicevi tu poc'anzi, e quindi è come se Area Sanremo adesso avesse il primo nome della vincitrice. Sicuramente per me è un hai bellissimo vinto. Allora traguardo. noi lo vogliamo vedere e lo vediamo integralmente, si chiama La donna di plastica, Sì. giusto? E a voi la videoclip che ha vinto Sanremo Tour Videoclip. Ilenia Cervello. Bravissima, canzone allegra, scoppiettante, ma anche il montaggio, insomma, devo dire che è riuscito bene. No? Sì, ma tra l'altro la cosa assurda è stata che questo montaggio è avvenuto nel giro di soli 2 giorni, infatti innanzitutto non ci aspettavamo un traguardo così grande e poi è stato anche tutto molto frenetico, tutto di fretta, abbiamo chiamato i nostri amici già di Sciacca stesso per cercare di organizzarlo al meglio, alla fine è andato alla grande. Bene, complimenti ancora, brava Ilenia. Ritorniamo alla marcia, Assessore, dicevamo il coinvolgimento delle scuole, è venuto difficile chiamare gli studenti a raccolta? Ma diciamo che ogni anno il giro delle telefonate, l'invito ufficiale è sempre un po' impegnativo perché comporta il coinvolgimento anche dei docenti che si preparano alla manifestazione, giusto, accompagnando i ragazzi, facendo dei progetti durante l'anno finalizzati alla giornata. Noi abbiamo ospite quest'anno gli Atti Positivo che presentano questo brano nuovo, ma abbiamo pure presente
la band musicale dell'Ambrosini di Favara, no? Anche loro eseguiranno dei brani, uno di questi è 100 passi, quest'anno sono i 100 anni dalla morte di Peppino Impastato, e l'Ambrosini, in particolare il professore Vella, che un po' ha coordinato tutta la manifestazione, e riusciamo a coinvolgere tanti soggetti a fine di realizzare dei momenti importanti per i ragazzi. Per esempio abbiamo il liceo artistico della King di Favara che realizzeranno un mosaico che sarà messo a terra e sarà a visione di tutti appena la marcia arriva. Abbiamo diversi modi veramente come rendere partecipi i ragazzi a questo momento. L'associazione CS, l'associazione provinciale, coinvolgerà i bambini fin nelle prime ore del mattino, quelli che sono di Joppolo, più piccoli, a realizzare dei disegni, dei striscioni che accoglieranno, ecco, la marcia che arriva. Questo perché? Perché il tema della bellezza è fondamentale. La personalità più rinomata che quest'anno abbiamo voluto presente è Don Maurizio Patriciello, il simbolo della lotta della Terra dei Fuochi, un sacerdote del napoletano che vorrà darci un messaggio pieno di umanità, pieno di forza, che deve aiutarci a combattere questa cultura mafiosa. A me dispiace, ma purtroppo la cultura mafiosa è quella che è più intrisa nelle nostre coscienze. A volte diciamo siamo contro la mafia, ma a volte lo siamo noi stessi, senza volerlo. Una delle scuole partecipanti, forse perché ha aderito, qualcuno nelle sue pareti, giorni fa a Palma, ha scritto: qui è la mafia, qui comandiamo noi, mafia uguale paura. È un segnale questo, giusto, di una cultura che non vuole arrendersi e che vuole ancora intimorire. Però, dico, la presenza di Patriciello, i familiari delle vittime di mafia, sarà presente Leonardo Agebbia, una di queste, la famiglia Saetta, ma soprattutto quest'anno il ricordo del messaggio che Giovanni Paolo II ha lanciato nella nostra bella Valle dei Templi 25 anni fa, 9 maggio prossimo, ricorderemo al Tempio della Concordia i 25 anni con una solenne celebrazione che sarà fatta da tutti i vescovi siciliani. È il grande segnale che la lotta alla mafia è una lotta che ci abbraccia tutti, no? Però del messaggio del Papa non deve solo rimanerci il grido, sì. Il grido che dice convertitevi, che è anche un segnale di speranza per il mafioso, cioè il mafioso può sempre tornare indietro. E dopo quel grido credo che sia molto cambiato l'atteggiamento anche della mafia dinanzi a questi morti infinite, perché non sono soltanto le morti innocenti, ma anche le loro morti. Cioè, quanti mafiosi sono morti, no? Ma il Papa dinanzi alla bellezza dei templi dice che concordia, che sia concordia fra di voi. Qui nella vostra terra ci vuole la civiltà della vita. Ecco, secondo me esaltare e ricordare questo messaggio che ci vuole inneggiante alla vita, penso che sia l'arma più forte contro l'omertà, come dicevi tu Alessandro, contro l'indifferenza e contro soprattutto i tanti silenzi rassegnati di quanti magari vorrebbero lottare ma non lottano, o di quanti magari stanno dietro le scrivanie nei posti importanti e magari non fanno bene il loro dovere a difesa della vita, a sostegno dei più deboli. È importante che questo grido parta anche da Joppolo, come dicevamo, abbiamo avuto anche ospite l'assessore Carrubbe e anche altri, diciamo, non solo è piccolino, però insomma, è molto, molto attivo. Facciamo il nostro piccolo, facciamo, ecco. Piccolo con voce grossa. Ecco. E a proposito di voce, Alessandro Vita, te la senti di fare un po' il critico? Come hai sentito e visto l'esibizione di Lenia? Beh, partiamo subito. No, però deve essere proprio. Partiamo subito dalla voce che è splendida, devo fare un commento subito alla voce. No. Avendo girato parecchi videoclip, ho capito che l'ha fatto in breve tempo, con pochi dettagli, ma è stato fatto bene, le sue capacità sono trapelate tutte ed è veramente in gamba. Complimenti. Non posso che farle complimenti. Bravo. Architetto, abbiamo detto il Belice che forse aveva bisogno di essere un po' ricostruito in maniera diversa, ma anche le nostre spiagge, insomma, non è che stanno attraversando un periodo
Roseo, Sì, proprio ci sono in questi giorni le problematiche di Eraclea Minoa con il mare che entra, la pinetina che è un po' erosa. Lì dobbiamo partire da lontano. Io ricordo che nel 2016 fu recepito il testo unico dell'edilizia, che era del 2001, quindi in 15 anni la Sicilia è riuscita a recepire con un unico articolo, si recepisce, quindi diciamo 15 anni di lavoro almeno ben spesi. Adattarlo pure modificarlo, non si recepisce. Dal 2005, si poteva fare fin subito. Sì, anche perché l'articolo 1 si recepisce, tranne qualche piccola variazione. Dal 2005 in Sicilia vige l'obbligo dei piani di utilizzo del demanio marittimo. Siamo nel 2018 e ci saranno, non so, 10 comuni in tutta la Sicilia che hanno già adottato un piano di utilizzo del demanio marittimo, che sembra una cosa banale. Una specie di piano regolatore? Piano regolatore delle spiagge. Sembra una cosa banale per chi magari non mastica tecnicismi, però di fatto il piano del demanio marittimo comporta il miglioramento della fruizione delle spiagge da parte degli utenti, e siccome siamo in Sicilia, non siamo in Basilicata, io penso che gli utenti vivono le nostre spiagge, e comporta una migliore, un migliore utilizzo anche da parte di chi stagionalmente col proprio lavoro utilizza le spiagge. Quindi pensate a tutto l'indotto di chi ha i chioschi, di chi vuole aprire nuove attività, eccetera eccetera. Quindi perché quest'anno per esempio l'assessorato regionale alla salute ha aperto la stagione il 1° di aprile, ha anticipato di molto, dal 1° di aprile al 31 di ottobre, quindi... Perché lo possiamo fare. E proprio per questo ha bisogno di più attenzione. Io spesso ospito degli stranieri che a febbraio vogliono stare in spiaggia, perché per loro la nostra temperatura 14 gradi per loro è già primavera avanzata. Insomma, dal 2005 la regione cioè i comuni non riescono ad adottare questi piani, per cui si profila probabilmente un commissariamento a catena in tutta la Sicilia di tutti i comuni costieri. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo costituito un'altra commissione che si è insediata da poco, che vede una partecipazione davvero attiva di tantissimi colleghi. Ecco, cosa fa l'Ordine? Non è semplicemente appunto la gestione dell'albo o degli aspetti deontologici. Vogliamo essere di pungolo all'amministrazione attiva della provincia di Agrigento, ma è un lavoro che gireremo anche a livello regionale, perché analizzeremo quali sono i motivi per cui il comune di Licata, il comune di Palma, cioè insomma tutti i comuni costieri della nostra provincia, perché non hanno ancora adottato i piani di utilizzo del demanio marittimo, quali sono i motivi ostativi. Diceva bene l'assessore, probabilmente ci sono funzionari che non fanno quello per cui sono pagati, e quindi anche questo è un aspetto che non ci fa... Permetto, è la politica che deve intervenire, perché i comuni che adottano questo piano hanno il vantaggio di approfittare degli oneri che ricaverebbero dalla concessione, cioè non vanno più alla regione, i soldi vanno ai comuni, quindi diventa la lotta alla deregulation, ad esempio, perché ovviamente poi quando non c'è la norma si trova subito l'abuso. Quindi nel momento in cui il comune ha l'occasione di incassare, penso che la politica deve correre ad adottare questi strumenti, dovrebbe subito imporre, a dire ferma tutto e fai questo. E quindi noi come Ordine, dopo il 7 aprile, che è un convegno che ci sta impegnando da diversi mesi, e quindi finalmente finiremo di lavorare per i Belice, e dal 7 aprile in poi lavoreremo, e conoscendo il Presidente Cimino non si fermerà un attimo fino a quando non avremo risposte che il territorio merita. Anche perché questo, oltre a regolamentare, darà sicuramente la possibilità agli attori locali del territorio di vendersi meglio, no? Certo. Di vendere il proprio prodotto meglio, la propria spiaggia, il proprio albergo, tutti quelli che sono i servizi connessi dove c'è legalità, a questo bel tempo che noi abbiamo. Dove c'è legalità, c'è ordine, ci sono servizi, chiaro. Bene, abbiamo solo parlato di un aspetto del gruppo AT+, ovvero
del loro impegno nel sociale, la partecipazione alla marcia contro la mafia. Ma la vostra musica è solo di impegno sociale o anche di evasione? No, assolutamente, abbracciamo un po' tanti generi, quindi cerchiamo di far divertire sopra ogni cosa la gente che ci ascolta. Sì, è vero, compreso abbiamo classico, batteria, chitarra, sì, 7 elementi, quindi abbiamo anche mandolino, marranzano, tantissimi strumenti. Fiati è l'unica cosa che manca, ma dovevamo prendere l'8º elemento, già eravamo troppi, direi che basta così. No, chi ascolta le nostre canzoni credo non possa fermarsi mai al primo pezzo, proprio perché ne deve ascoltare tanti per capire quello che sono gli atti più. Quindi spero che vada avanti questa sicuramente. Poi insomma giovanotti impegnati e anche giovanotti che naturalmente fanno di questo piacere che cosa? Una professione? Beh, no, in realtà no, non è la nostra professione principale, è la nostra passione principale. Quindi, professione e passione allora. No, è una passione sicuramente molto forte, e quindi continueremo a farla a tutti i costi. Anche perché, come diceva all'inizio, l'impegno che magari prima era con le cover e con le canzoni degli altri, adesso è con i pezzi vostri. Insomma, sì, assolutamente sì, questo sì, perché comunque ne abbiamo le capacità, lo sappiamo fare, abbiamo comunque una bella esperienza dietro le spalle, sia musicalmente che non, allora ci ha permesso di creare questi pezzi che insomma con i quali stiamo andando avanti, stiamo avendo anche li possiamo prenotare prima della chiusura di Target, prima di giugno, insomma. Potete prenotarci, ricordate che siamo sempre in 7, quindi dobbiamo essere tutti e 7 qua. Però volentieri, parlo a nome del gruppo. Fotografie, allora. No, parlo a nome del gruppo, molto volentieri, ci farebbe anche molto piacere. Il sindacato e soprattutto la funzione pubblica tra una decina di giorni, insomma, è un appuntamento importante, ci sono le elezioni, ecco, la RSU, la rappresentanza sindacale unitaria, che quando è stata istituita diciamo, è stata innovativa perché ha aperto anche ai non iscritti. Sì, una grande prova di democrazia all'interno del posto di lavoro. Nel 98 nasce questa riforma del pubblico impiego, dove abbiamo voluto con forza coinvolgere i lavoratori rispetto ai processi di organizzazione della pubblica amministrazione. Basta con la calata dall'alto da parte di gente che non conosce magari quel servizio e quindi non essere in grado di conoscere le difficoltà oggettive dei lavoratori, come strutturare in ogni singolo posto di lavoro quella organizzazione del lavoro, e quindi nel 98 si fa questa grande riforma dove si deroga ad alcune questioni, dove si delega sui posti di lavoro le scelte legate all'organizzazione del lavoro e come remunerare quei lavoratori che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi che la politica si dà. In questo quindi noi abbiamo i rappresentanti dei lavoratori, a prescindere se sono iscritti e a prescindere dal colore dei sindacati a cui appartengono eventualmente. Quindi questa elezione, che avviene all'interno di ogni singolo posto di lavoro, elegge sulla base del numero dei lavoratori presenti, elegge proporzionalmente un numero di rappresentanti che appunto in quel posto decidono come organizzare determinati servizi, come raggiungere determinati obiettivi e come remunerarli. È una grande e bella prova di democrazia all'interno del posto di lavoro, dicevo, perché poi questi lavoratori che si scelgono i propri rappresentanti hanno un ruolo importante per dare quell'impulso in termini positivi alla organizzazione dei servizi e quindi all'erogazione di quei servizi. Diciamo che è stata una gran bella riforma che per 10 anni siamo stati privati. A proposito, il ritorno alle 85 euro, questo che io dico, che nasce nel 98 con la legge Brunetta, per 10 anni ce li hanno bloccati perché non ci hanno dato più i soldi nelle contrattazioni decentrate, e quindi come fai a raggiungere gli obiettivi se tu non li finanzi? Non solo. La cosa aberrante che in questo contratto è stata fatta fuori, perché Brunetta diceva
rispetto ad un determinato progetto, il 50% di questi lavoratori non può essere valutato positivamente, il 25% raggiunge un obiettivo positivo e l'altro può essere eccellente. Ora io mi chiedo, nel mio ufficio siamo in 4, ci danno 100 pratiche ciascuno da fare in un mese, tutti e 4 raggiungiamo gli obiettivi. Questa legge come fa a dire escludere, certo, rispetto ai 4 che 2 non sono sufficienti? Cioè è stata sempre se l'obiettivo è stato raggiunto. Ha bloccato di fatto quel pezzo di riforma. In questo contratto abbiamo mandato in soffitta sia la legge Brunetta nella sua totalità rispetto all'esempio che io ho fatto, ma rispetto anche all'organizzazione del lavoro. Viene un sindaco che è fuori dal contesto e decideva in vigente della Brunetta da solo come organizzare determinati servizi. Quella legge del 98 e oggi di nuovo stabilisce invece che il sindaco con la propria parte dirigente, perché sono i dirigenti che devono rispondere all'obiettivo, i dirigenti si assumono la responsabilità perché l'amministrazione li paga anche al raggiungimento degli obiettivi. Quegli obiettivi quindi tu li organizzi assieme al dirigente e te li discuti con quei lavoratori che ti devono consentire la realizzazione di quell'importante obiettivo. Se tu mi dici che dobbiamo fare questa marcia, adesso io contribuisco anche alla realizzazione e ti dico che cosa ci serve per realizzare l'obiettivo. Brunetta diceva non ci serve il parere dei lavoratori. Oggi quel contratto ci ritorna di nuovo a fare discutere nella razza trattante tutti assieme come poter raggiungere al meglio quegli obiettivi. Ma i lavoratori hanno recepito, c'è questa apertura del sindacato? Ma guarda, per quanto ci riguarda nella sua interezza è chiaro che c'è stata per 10 anni una grande attesa. Non tutti i sindacati siamo stati uniti in questi 10 anni a fare le manifestazioni, gli scioperi. Io per 8 volte sono andato in questi 10 anni a Roma a manifestare e a scioperare. E quindi l'attesa era enorme. E noi abbiamo fatto anche delle assemblee come sindacato confederale, perché la firma è del sindacato confederale, e c'è stata una grande partecipazione in queste assemblee dove abbiamo anche sottoposto al voto questa preintesa che poi si è trasformata in contratto a seguito di questa grande partecipazione dei lavoratori che hanno votato positivamente l'accordo. E le RSU di 16, 17 e 18? 17, 18 e 19 aprile saranno anche anche un banco di prova rispetto al sindacato confederale. I lavoratori vedranno se in realtà avete agito meno, anche perché ci sono alcuni che non hanno voluto firmare, altri che sono stati contro. C'è il sindacato autonomo che poi spesso non ha neanche la rappresentatività numerica per potersi sedere ai tavoli. E allora è troppo facile dire tutto va male, tutto non va bene. Dopodiché però questi non firmano i contratti, dicono il peggio perché 85 euro sono pochi, perché ci sono le casse, eccetera, la protesta eccetera. È più semplice e più facile. È la cosa più facile. Dopodiché però la storia ci insegna che all'indomani delle elezioni questi vanno a bussare di notte al Ministero per dire ci abbiamo ripensato, vogliamo rifermare, perché si siedono poi ai tavoli di trattativa. Va bene, vedremo quello che uscirà fuori dalle RSU. Mi auguro di continuare sulla scia degli ultimi 16 anni. Io sono in funzione pubblica da 16 anni, da dirigente abbiamo sempre vinto. A livello del sindacato generale, la funzione pubblica con gli altri comparti come si pone? In minoranza? C'è chi è il più forte all'interno del sindacato? Io parlo della cosa che meglio conosco, che è Agrigento. Negli ultimi 16 anni siamo stati il primo sindacato, il più votato. Per quanto riguarda i settori più generali del pubblico impiego, diciamo che tra CGIL e CISL siamo sempre lì a ridosso. Ora i numeri, perché parliamo di grandi numeri, non li conosco. Assessore Carruba, come sono i sindacalisti al comune di Joppolo?
Ma, C'è diciamo, una sinergia, sì. O le contrattazioni sono aspre, no? le contrattazioni sono tese quando si parla di stabilizzazione. No? Nel nostro comune ormai abbiamo soltanto un impiegato di ruolo e poi sono tutti contrattisti. Tutti contrattisti. Quindi Con l'esigenza le è trovare le problematiche. Anche formule. questo l'avete che loro- superato. Ho visto che la loro delibera hanno. che date spazio alla stabilizzazione. La delibera l'abbiamo È fatta, già un passo avanti. confidiamo nelle risorse, no. Comunque i sindacati danno un supporto, però siamo anche in atteggiamento critico perché ovviamente loro sono molto per i lavoratori, noi molto per l'ente. l'amministrazione. Ritorniamo a Ilenia. Allora, dopo questo clip, anzi prima del clip, Esatto. c'era l'area Sanremo Tour, insomma, Sì. quella classica che vi ha portato materialmente nella città di Sanremo. Sì, esatto. Praticamente dopo essere arrivata alle fasi nazionali, ecco che dovevo portare un mio inedito e io ancora non l'avevo. Quindi lì mi è venuto in aiuto Gianni Testa, che è un produttore ma anche un corista Rai, un corista molto famoso perché ha collaborato anche con Massimo Ranieri, con Michael Bublé, e adesso è il produttore che sta al mio fianco, che mi consiglia e che mi guida nel mio percorso musicale. Avete preparato l'inedito che è andato Abbiamo a preparato Sanremo. l'inedito che ha scritto lui insieme a Fabio Barnaba, che è il compositore di Gabbani, per esempio, e anche l'ex pianista di Franco Califano. Questo inedito è abbastanza fresco, ironico, si intitola La mia stanza, e con questo mi sono presentata in finale. E lì avete cantato proprio a Sanremo? Lì ho cantato a Sanremo ma al Palafiori, Al che Palafiori. poi nel periodo del festival è diventato Casa Sanremo, Casa quindi Sanremo. anche questa è una vetrina dove ho conosciuto tantissimi artisti, Certo. tantissimi maestri, è una bellissima vetrina e una fantastica Ci esperienza. sono anche le case discografiche, i loro Sì, talent e scout, soprattutto insomma, la cosa che non abbiamo specificato è che grazie al premio che ho vinto con Area Sanremo Tour Videoclip, visto che sono arrivata al primo posto, ho vinto un sacco di premi. Tra questi una produzione discografica, 3 giorni al Festival di Sanremo, una borsa di studio di 1.000 euro e la promozione di questo brano inedito da parte di Radio Italia per 2 mesi, ed è proprio adesso che verrà prodotto, tra qualche giorno, quindi Bene. felicissima. Ok, allora noi lo vogliamo ascoltare, insomma, Sì. questa canzone. Hai detto che si chiama? Si chiama La mia stanza. Prego, conquista Grazie. allora il centro del nostro studio. A Target per voi da Sanremo, Ilenia Cervello. La mia stanza organizzata come la mia testa, da una parte festa palla, dall'altra la tristezza, è una folla di persone, individuale, non ha porte ma un portone, sempre aperto solo il lunedì. La mia stanza è un pianoforte, anche la mia testa suona piano, suona forte, suona punto e basta, tocco solo i tasti bianchi, 100 giorni al mese, quelli neri fanno musica cinese, che non è per me, non è per me, non è per me, non è per la mia stanza, mi piace il drum and bass e ballo il rock and roll, ma la mia stanza è contraria, mi fa ascoltare jazz, suonare pop e solo la testa per aria, ho un cervello visionario che mi cambia lo scenario a seconda di come va il vento, mi stravolge l'arredamento in uno stile poco rustico, barocco maccheronico, cambia tutto nella mia mente velocemente. La mia stanza è una sagra di dolcetti e grassa, uno specchio mi fa magra, l'altro un po' mi ingrassa, sono libera di uscire, resto chiusa in casa, Cenerentola è scappata con una scusa che non ti dirò, o forse sì, l'ho fatto per riordinare la sua stanza, mi piace il drum and bass e ballo il rock and roll, ma la mia stanza è contraria, mi fa ascoltare jazz, suonare pop e solo la testa per aria, ho un cervello visionario che
allegra e coinvolgente anche questa tua stanza. Bene, conquista allora di nuovo la tua sedia perché guardando l'orologio il tempo è passato. Abbiamo discusso veramente piacevolmente di cose interessanti e ho visto che anche Alessandro aveva voglia di cantare. Sarà per la prossima volta, Alessandro. Sì, grazie. Sì, Bene, allora come al solito, cari ospiti, nel salutarvi e nel ringraziarvi vi chiedo di fare un saluto un po' particolare. Ecco, questa è la caratteristica di Target, non grazie, arrivederci, ma un pensiero, una frase, una riflessione, un buon proposito, insomma un qualcosa che vi permetta anche di andare avanti nella vostra professione, ma sempre in maniera positiva, perché noi vediamo il bicchiere sempre mezzo pieno. Iniziamo allora con Ilenia Cervello, la nostra ospite musicale. Ancora tanti auguri, grazie della presenza e il tuo saluto. Grazie a voi, grazie mille. Quello che vorrei consigliare a tutti i giovani è quello di inseguire i propri sogni, perché credo che questa mia esperienza è l'esempio lampante del fatto che non bisogna mai smettere di crederci. Grazie a Alessandro Vita e tanto in bocca al lupo anche al suo gruppo AT+. Io prendo spunto dal nome del mio gruppo e dico di essere positivi sempre nella vita, se si fa con la musica si dà quello zuccherino in più per magari alleviare le cose che non vanno. Grazie all'assessore del comune di Joppolo Giancaxio, Enzo Carruba. Voglio dire un invito: la bellezza della vita passa attraverso i talenti, passa attraverso la scuola. E quindi l'invito è essere presenti tutti per la marcia, assieme alla scuola, all'istituzione, al mondo del volontariato che quel giorno sarà numeroso, perché 100 passi assieme possiamo farli per la difesa del nostro territorio. Grazie al vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Giuseppe Grimaldi. Grazie a voi, oggi mi avete messo in crisi con Ilenia perché mi pare che il suo sound richiami molto Simona Molinari, non so se la conosci, che è una delle mie cantanti preferite. Infatti adesso devo spiegare a mia moglie che anche lei lo apprezza, dobbiamo cominciare a seguire anche da vicino Ilenia. Simona è una delle mie cantanti preferite, infatti Perfetto. La Donna di Plastica è una sua cover. Sono contento perché effettivamente riconosco il sound. Per quanto riguarda invece la mia presenza qui, volevo invitare tutti gli architetti della provincia di Agrigento e anche chi volesse partecipare il giorno 7 a Santa Margherita di Belice, al Teatro Sant'Alessandro. C'è questa interessantissima manifestazione, questo convegno che durerà tutta la giornata. Presenteremo, non l'ho detto prima, scusi se mi dilungo, anche il nostro Dipartimento di Protezione Civile che ha lavorato nel sisma del centro Italia e che sta lavorando anche per censire gli immobili nei centri storici della provincia di Agrigento. Grazie. Bene. Grazie ad Alfonso Buscemi, segretario regionale della CGIL Funzione Pubblica. Io prendo spunto invece da due cose bellissime che stasera sono stati presenti, che secondo me hanno un filo conduttore. La presenza di una giovane ragazza che raggiunge traguardi ambiziosi, piacevoli, che grazie quindi al fatto che ci crede, diceva, alle lotte che dal suo punto di vista fa per affermarsi, e alla manifestazione che il comune di Joppolo Giancaxio ci presenta di giorno 6 rispetto a questa iniziativa di denuncia contro la mafia. Questi due argomenti portano assieme alla lotta. Quindi l'invito che faccio sempre è di non arrendersi, di lottare per i propri ideali, per i propri diritti, di lottare per affermare le cose buone, le cose giuste in questa società di cui oggi c'è sempre più bisogno. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.